Rovira, che è docente di storia moderna e di storia della Sardegna all'Università di Cagliari. L'appuntamento è stato voluto e promosso dalla Fondazione Asproni con la collaborazione del Comune di Bitti, e quindi invito sul palco il presidente della Fondazione Asproni, Idimo Corte. Grazie e benvenuti. Vi ringrazio per la vostra presenza qui oggi e porto il saluto della Fondazione Asproni in occasione di questo evento finalizzato alla presentazione del libro scritto da professor Stefano Pila, dalla guerra in Crimea a Sugonotu, 20 anni di storia e rivoluzioni raccontate da Giorgio Asproni. Consentitemi in apertura di questo evento di far presente, porgere le condoglianze alla famiglia e a tutta la cittadinanza abitese relativamente al tragico evento della scomparsa del giovane collega. Sarà perché era un giovane medico e mi ha fatto ritornare indietro negli anni e pensare a 44 anni che cosa può desiderare e volere un medico della sua vita, che mi ha praticamente mi ha colpito tantissimo, quindi veramente vi siamo vicini. Detto questo, l'iniziativa di oggi rientra nel filone dell'approfondimento e della ricerca storica che la Fondazione sta facendo riguardo al personaggio a cui è intitolata. È un filone che si affianca a quello divulgativo. Vorrei citare a questo proposito l'iniziativa del Premio Asproni, che è stato istituito proprio per divulgare la persona, l'identità morale di Giorgio Asproni. Sono due filoni, quello della ricerca storica e quello divulgativo, che camminano paralleli, ma che sono finalizzati entrambi a raggiungere lo scopo statutario della Fondazione, che è quello appunto di far conoscere questa figura così importante del Risorgimento italiano. L'anno prossimo è un anno molto importante per il personaggio Asproni, perché ricade il 150° anniversario della sua morte. Abbiamo dato incarico al comitato scientifico per cercare di organizzare un evento importante, in questo caso un convegno nazionale che verosimilmente vorremmo tenere a Nuoro, che ci sembra la località più adatta per accogliere un evento di questo tipo. Vorrei ringraziare intanto la Regione Sardegna, che rende possibili le nostre iniziative, e il Comune di Bitti per l'ospitalità e per il contributo di idee organizzativo per questo evento. Un ringraziamento e un saluto anche all'Associazione Mazziniana, la sezione di Nuoro, oggi rappresentata da Edoardo Murgia, intitolata proprio anch'essa a Giorgio Asproni. Non mi vorrei dilungare tanto, però prima di restituire il microfono a Maddalena vorrei attirare la vostra attenzione, casomai non fosse già avvenuto, su questo telo rosso che copre una sorpresa che in quanto tale sveleremo al termine della serata, se avrete la pazienza di stare con noi. Vi ringrazio e buona serata. E allora, come tutti sappiamo, Giorgio Asproni è partito da Bitti, ha fortemente segnato il suo tempo da protagonista, e quindi un benvenuto sul palco all'avvocato Mario Stanna, consigliere comunale con delega alla cultura e al patrimonio identitario di Bitti. Grazie. Buonasera a tutti. Porto i saluti da parte dell'amministrazione
amministrazione comunale, nonché del sindaco Giuseppe Ciccolini, appena giunto tra noi. Buonasera. Che dire, io sono ovviamente felice, orgoglioso di far parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione Asproni da già un anno a questa parte. È sicuramente importante sottolineare il fatto che Asproni, è vero, è partito da Bitti e tutti noi bittesi teniamo la sua figura, ma è anche un personaggio internazionale, per cui è bene che la divulgazione del pensiero di questo personaggio atterri, diciamo così, e parta da tutta una serie di luoghi simbolici dove lui è stato, quindi Nuoro, quindi Cagliari, quindi Napoli, quindi Roma, anche Londra, volendo, magari ci arriveremo con la fondazione. Volevo ringraziare poi il Presidente per la sua sensibilità, per aver omaggiato il ricordo del dottor Meloni. Chiudo facendo un'altra riflessione, un'altra considerazione. La Fondazione Asproni nel suo cammino di divulgazione del pensiero asproniano sta intraprendendo una strada parallela di innovazione in termini di divulgazione. Il primo passaggio di questo percorso è che lo studio del professor Pira sarà trasformato in un podcast, cioè uno strumento di divulgazione attuale che consente a noi giovani di apprendere la cultura con metodi innovativi. Questo perché ritengo che la Fondazione abbia anche il dovere di avvicinarsi ad un pubblico più giovane che rappresenta appunto il futuro non solo del pensiero asproniano ma in generale della cultura a lui legata. Bene, non vi tiri oltre, buona serata. Sindaco, ci raggiunge per un saluto? Non c'è bisogno. Ci raggiunge troppo, va bene, grazie. Allora, iniziamo subito con la presentazione del libro. Abbiamo già detto, l'autore ce lo illustrerà, il professor Stefano Pira, con lui sul palco il nostro Gavino Angius, storico e membro del comitato scientifico della Fondazione Asproni, mentre le parole di Giorgio Asproni risuoneranno grazie alla voce di Dario Cossetto. Professore, come nasce questo lavoro e perché? Nasce nel tentativo di parlare contemporaneamente ai ventenni e agli ottantenni. Questa è la scommessa, insomma, i nostri figli, nipoti o i miei allievi ventenni, qualcuno ha più di 20 anni ed è qui nella sala, non sono obbligati a sapere chi era Asproni, neanche gli ottantenni, perché in realtà moltissimo l'abbiamo saputo di Asproni a partire dagli anni 70, quando questo diario di 3700 pagine stampate, quindi dovete immaginare che Asproni compilava questo block notes dovunque si trovasse, ed era un uomo sempre in viaggio, forse gli rimaneva, come dire, quel desiderio di pastori erranti, e poi invece tutta la vita di Asproni è caratterizzata da scelte del governo che devono colpire la pastorizia errante, che è esattamente il contrario di tutti i nostri avi, anche i miei che erano bittesi o lodeini, hanno passato generazioni della loro vita ad andare in giro a cercare pascoli migliori. E invece quando nasce Asproni, il governo, che non è quello cattivo piemontese, perché a volte noi dividiamo con la spada di fuoco il bene dal male, no? Come se tutti i cattivi fossero da una parte e i buoni dall'altra. Invece il diario Asproni da questo punto di vista è bellissimo, perché ci sono tutti i chiaroscuri del Risorgimento e personalmente mi ha scioccato che il giorno dei 150 anni dell'Unità d'Italia, quindi nel 2011, il 17 marzo, che un tempo si studiava, è la data di nascita dell'unificazione italiana, la Stampa di Torino, cioè il giornale della città di Cavour, commemora l'Unità d'Italia col necrologio terribile scritto con la diffidenza e l'odio barbaricino da Asproni, per dire tutte le malefatte di Cavour, anche i pregi, devo dire, ecco,
però ne esce fuori una specie di, tutti voi forse avete visto, molti di voi avete visto il film dedicato a Mattei, no? Quel grandissimo rifondatore della società petrolifera che doveva come dire, smantellare, poi invece è diventato il genio che ha portato l'Italia a resistere anche alle sette sorelle. Ecco, Cavour era quello, in più una durezza tutta piemontese ed era anche un finanziere improprio, e Asproni descrive questa capacità di corruzione che ha Cavour, pur riconoscendone l'enorme intelligenza, tale da riuscire a costruire in 13 anni, dal 1848 al 1861, l'unità d'Italia, cioè un qualcosa che sognavano negli ultimi 1000 anni forse più gli intellettuali che gli agricoltori, o gli artigiani o le classi popolari. Per gli intellettuali nel Risorgimento certo che hanno contato moltissimo, poi vedremo quanto questo difetto della mancata rivoluzione, io ripeto, credo che non dobbiamo definire questi deputati e questi uomini politici o questi giovani anche che si immolarono, diciamo, per l'unità d'Italia come degli sconfitti perché vinse il partito moderato. Non è vero, perché 15 anni dopo, proprio il giorno che Asproni muore, il suo partito va al potere. E lui diceva: guardate che non voglio ministeri, ricordatevelo, perché a me piace fare il parlamentare. E io lo difenderei anche sul fatto che a volte qualcuno l'ha accusato: ma come, non ha fatto grandi libri teorici? Certo, perché stava difendendo i suoi collegi elettorali, e non è clientelismo, è difendere il fatto che deve arrivare il telegrafo, che non devono vincere gli ozieresi per fare le strade che passano tutte da loro, che devi combattere contro Cavour che dice: ma quanto è costato questo telegrafo per Nuoro? E poi i suoi interlocutori sono formidabili, cioè sono i massimi teorici della politica, ma anche i massimi studiosi. Carlo Cattaneo è il più grande statistico, economista che la Lombardia avesse, e non viveva a Milano, viveva mi pare a Lugano, quindi stiamo parlando di una classe dirigente europea. L'altro suo grande amico, Fra Polli, non sbagliamo il cognome, era uno che parlava 5 lingue, addirittura i suoi avi erano anche aristocratici, si muoveva su territori che andavano dalla Svezia alla Germania, ed è un grande ingegnere minerario. E non è un caso che Asproni, chiamiamolo senior, fa studiare il nipote, il figlio del fratello Giorgino, gli fa studiare ingegneria mineraria, perché ha capito, non si faceva a Cagliari, si faceva a Genova, si faceva a Torino e si faceva a Saint-Étienne, cioè lo lancia come uomo del futuro, come uomo nuovo che deve però costruire benessere per la Sardegna. In questo è un utopista. E in fondo, qui ci interrompiamo un attimo, Cavour, che era anche sempre sarcastico, Asproni forse lo era anche di più nelle loro schermaglie in Parlamento, e allora sfotteva Asproni, gli diceva: ecco l'italianissimo, perché Cavour non ci credeva nell'unità d'Italia sotto Firenze. Cavour non era mai stato sotto Firenze, per lui era Parigi, era Londra i luoghi modelli, quindi al massimo l'unità doveva avvenire fino a Firenze, e poi al massimo insomma poteva essere un pontefice liberale progressista che diventava presidente di una federazione italiana. Invece Asproni, Mazzini, Garibaldi, che erano la sinistra repubblicana, ci credono e organizzano quell'insurrezione che porta all'impresa dei 1000, che porta alla risalita di Garibaldi. Certo che non volevano regalare l'Italia ai Savoia, su questo non c'è dubbio, ma Asproni era talmente intelligente che diceva: beh, intanto unifichiamo e diamo la libertà di stampa, la libertà d'opinione, la libertà religiosa, queste cose che oggi io dialogo spesso con gli amici indipendentisti che dicono: ah, il giorno maledetto è stato novembre del 1847, quando la Sardegna ha rinunciato a un'autonomia che aveva non 1000 anni, ma insomma 500. La via per andare a Cagliari incrocia con via Asproni. Ma che autonomia era quella? Comandava un viceré, non c'era la libertà di stampa, non c'era la libertà d'opinione, non c'era la libertà religiosa. Le due autonomie, quella moderna che conosciamo noi e quella antica, non sono parenti così strette, e Asproni l'aveva capito. Ma infatti, professore, stava tratteggiando già un quadro di una personalità molto complessa,
è sicuramente attaccatissima alla Sardegna, ma ha un profilo internazionale, come ricordava anche l'avvocato Sanna. Per cui è interessante sentire come lo stesso Asproni parla di se stesso. Il 22 agosto 1859 a Livorno, in attesa di imbarcarsi sul vapore Leden per raggiungere Genova, Asproni descrive se stesso. Se nel resto della giornata accadrà qualcosa di rimarchevole, domani lo scriverò in questo mio giornale, che sarà letto con qualche curiosità dopo che questi tempi saranno remoti e io sarò polvere e dimenticato da tutti i viventi. Oblio che non mi dà pena, perché io tengo nulla alla rinomanza e alla posterità. Amo la giustizia, la verità, la libertà, la patria. Farei grandi cose per essa. Mi farei anche uccidere 1000 volte per la sua salute, solamente perché è bene e perché giova ai miei simili e soddisfa i miei affetti espansivi e innocenti. Ma senza ambizione di premi, è convinto che gli uomini sono ingrati, è convinto della infinita vanità del tutto. Ho 50 anni, 8 mesi e giorni di età. Ho vissuto tanto che basta per vedere impallidire i tiranni sopra i loro vacillanti troni. Mi basta. Felice se prima di morire potrò vedere la Italia unita e libera. Buonasera, grazie. Ho avuto il privilegio, un vero privilegio, di poter leggere in anteprima il libro del professor Pira, ed è un libro che incomincia con, si può dire, con la prima o con le prime pagine del diario di Asproni, il quale diario a sua volta incomincia con un evento storico di portata sovranazionale, che è la guerra di Crimea, e subito inquadriamo l'atteggiamento di Asproni, ostile all'entrata in guerra del regno sabaudo, e allo stesso tempo umanamente partecipe di quelli che inevitabilmente sarebbero stati i drammi dei poveri soldati di un esercito tutto sommato non tanto agguerrito, non tanto attrezzato, schiaffati, passatemi il termine, all'altro capo d'Europa, in una guerra che non capivano, una guerra che non gli apparteneva né emotivamente né politicamente. E infatti, in coincidenza di questo, Asproni va a trovare un suo cugino, quindi un bittese, che è sotto le armi, è un bersagliere, e quindi ci sono ragioni politiche, ragioni umane. Asproni, come è stato detto, e come poi si legge per tutto il libro, Asproni è profondamente pittese, per sentimento, anche per cultura, ma allo stesso tempo è un uomo che guarda ben oltre i confini, e questa ambivalenza, che però è una ricchezza, non è semplicemente il possesso di due caratteristiche in conflitto. Asproni è un uomo ribelle, qualcuno l'ha battezzato il canonico ribelle, ma è anche profondamente e sinceramente un uomo di istituzioni. Non a caso, come diceva poco fa il professor Pira, anziché scrivere trattati si impegna
in battaglie parlamentari, in battaglie giornalistiche, viaggiando, visitando i luoghi laddove tanti altri politici si guardavano bene all'epoca dall'andare a verificare le situazioni locali. Io osserverei, poi il professor Pira mi dirà se l'osservazione è pertinente. In questo credo che incida molto la formazione giuridica e anche l'esperienza amministrativa maturata da Asproni in seno alla Chiesa. E aggiungo anche una piccola constatazione, sempre sulla scia di ciò che ha detto poco fa il professor Pira, e che anche in questo caso viene messo in luce più volte nel libro. Asproni probabilmente in questa situazione non dà ragione a Cavour sull'opportunità di un'entrata in guerra da parte del regno sabaudo, però io sarei tentato invece di dare ragione a Cavour, perché tutto sommato era un tentativo, anche in buona parte riuscito, di far entrare uno Stato, diciamocelo, di secondaria importanza in un gioco di rapporti internazionali a fianco a delle potenze che invece contavano, e come se contavano e conteranno poi nella prosecuzione dell'esperienza risorgimentale. Professor Pino. Sì, è vero, Asproni non credeva nelle armi pericolose della diplomazia, cioè lui diceva le guerre in Europa le dobbiamo fare per liberare i popoli, non per mischiare, come dire, perché la diplomazia assume il potere e i generali o soprattutto i sovrani, non si fidava delle monarchie. Lui diceva nel futuro rimarrà solo la monarchia inglese, e in questo è lucidissimo, perché dice è l'unica che rispetti le costituzioni. E infatti questo fatto di non fidarsi della monarchia lo divideva completamente da Garibaldi. Garibaldi che era partito per evitare di essere arrestato e fucilato perché era un marinaio della Marina Militare del Regno di Sardegna, va in Sud America, come ricorderete, e fa un po' il guerrigliero, il corsaro, il pirata, e si appoggia sempre a un potere politico che non ha Costituzione nella tradizione sudamericana ancora. Come voi sapete, molti stati hanno costituzioni che saltano in aria. Invece Asproni dice sempre no, perché anche la Francia rivoluzionaria o l'Inghilterra che combatteva Napoleone non hanno mai fermato la libertà di stampa. E lui correva da Garibaldi, di cui era amico personale, facevano parte di questo grande partito che si chiama la Sinistra Democratica, e gli diceva: generale, la Costituzione non va interrotta, e non si fidi di Vittorio Emanuele II, che diceva ah no, facciamo la guerra contro gli austriaci, però fermiamo la libertà di stampa e fermiamo anche lo Statuto Albertino, che era la prima Costituzione. E in fondo anche qui l'utopista è mica tanto utopista, perché nel 1922 Vittorio Emanuele III, in questa tradizione di Savoia che non amavano troppo le Costituzioni, permette a Mussolini di fare la marcia su Roma. L'ultimo deputato che vede è un ottantenne che compie gli anni quel giorno, si chiama Coccortu, e di Cagliari, ma c'ha le radici a Benetutti anche, e a Sesto, ed è colui che è eletto 48 anni prima per la prima volta, diceva io sono l'erede di Asproni, e gli dice: maestà, proclami lo stato d'assedio, cioè spazi via i fascisti che entravano. Ancora discutiamo se è un colpo di Stato o no, perché la Corte di Cassazione dice no, a Mussolini spettava lo stipendio, e quindi a Donna Rachele hanno dato anche lo stipendio di reversibilità da quel giorno. Però noi sappiamo che quella è una presa praticamente violenta, e questo è, diciamo, lucidissimo. Hai ragione, caro Gavino, quando dici sì, ma se Cavour non avesse messo quei 18.000 uomini, che sono per la prima volta anche sardi nel 1855,
perché i sardi fino al 1847 non potevano essere obbligati a fare il servizio militare, perché l'autonomia significava questo, che i Savoia avevano giurato per trattati internazionali, oggi ci sarebbe l'ONU, allora erano trattati internazionali nel 1720, che non si poteva cambiare nessuna regola giuridica dell'antico Regno di Sardegna, quindi doveva rimanere il Parlamento sardo, che era come quello francese, vi ricordate, prima della rivoluzione ci sedevano solo gli aristocratici, gli ecclesiastici e il terzo Stato, però, e noi ce li avevamo come stamenti, il viceré comandava e come se comandava, e però, come dire, la Sardegna così faceva finta di autogovernarsi, ma non è che si autogovernasse completamente, senza nessuna di quelle libertà, e gli eserciti allora davano anche la libertà, perché se tu combattevi avevi anche un'influenza sul sovrano e sui vertici, tant'è che le prime rivoluzioni liberali le facevano i militari. Per noi oggi sembra strano perché dicono il militare fa un colpo di Stato, invece nel 1821, nel 47-48 erano i militari che facevano la classe dirigente. Mi pare che anche nel Portogallo, comandato da un economista accademico, vabbè, io ce l'ho sempre con gli economisti accademici, sono i militari che fanno la rivoluzione del garofano, quindi non è vero che sono sempre reazionari. È vero che Cavour, però Asproni glielo riconosce, che è inarrivabile nella costruzione, però è anche brutto che Cavour dica in cuor suo probabilmente: mi servono un paio di centinaia di uomini e poi vado al tavolo della pace e mi siedo a fianco a Francia, Gran Bretagna vincitrice, impero ottomano contro l'imperialismo dei russi. Ancora gli inglesi, come voi sapete, detestano i russi. Se pensate che tutto parte dal fatto che c'è un bisticcio tra Francia e zar per proteggere i luoghi santi, fa rabbrividire. Cioè, per i luoghi santi fanno 150.000 morti, perché poi il colera falcia via da questa terribile guerra, perché per la prima volta in Crimea vengono usati i treni, l'industria bellica industrializzata, non più artigianale, il telegrafo, gli inviati speciali dei giornali di tutta Europa. Insomma, è un massacro nel quale più che gli spari e i cannoni, i morti li fa il colera, compresi i sardi e i piemontesi, perché mi pare che hanno avuto 170 morti combattendo e 2000 di questi 18.000 vengono falciati via dal colera. Non parliamo poi degli inglesi e dei francesi. Quindi lì aveva visto bene, è quasi commovente l'inizio del diario, perché lui dice: oggi Giorgio Calvisi, mio cugino bersagliere, sono andato a salutarlo alla partenza con la nave da Genova, gli ho dato 5 franchi e stava quasi piangendo, e gli ho detto: fai il tuo dovere. Quindi non è che fa l'anarchico che gli dice sabota la guerra, no, fai il tuo dovere e speriamo che tu possa tornare. E poi aggiunge: mi sembra molto difficile che riuscirà, nel diario segreto, non è pubblicato, ecco. Quindi perché non ascoltare dopo quasi 200 anni, e poi sempre la maledizione della Crimea, cioè di questo luogo dove si scontrano. Lo zar pretendeva i luoghi sacri da proteggere in nome della religione ortodossa e i francesi in nome della religione cattolica. E poi, e qui interrompiamo, è il luogo che salvava anche la Sardegna quando andava male il raccolto del grano nell'isola, 1812. Professore, entrambi avete parlato dei noti e accesissimi scontri tra Asproni e Cavour. Se siete d'accordo, io ascolterei il necrologio che Asproni scrive e poi le faccio una domanda su questo. Il 5 dicembre 1860 Asproni dedica un necrologio a Camillo Benso, conte di Cavour, e si è appena sparsa la falsa notizia della morte di Cavour, che invece arriverà 7 mesi più tardi, il 6 giugno del 1861. Era pieno di spirito, scaltro e impratichito del mondo, senza scrupoli, senza freno morale, disinvolto e cortese nei modi suoi, avido e insaziabile di potere e di pecunia.
vasto nei concetti secondo la sua politica, inarrivabile e singolare negli espedienti, facile al frizzo, cieco nelle ire e ardito a fare qualunque passo pericoloso per vincere gli avversari e conservarsi in potere. Dando pranzi, strette di mano, amabili parole e pagando largamente dai fondi segreti delle casse dello Stato, nonché prodigando impieghi e ciondoli, ossia onorificenze, corruppe le elezioni, la stampa, allucinò la pubblica opinione e per 10 anni visse arbitro del paese.